Aggredita in pieno giorno da due sconosciuti a scopo di rapina, è accaduto ieri attorno alle 13:30 nella zona di Meano di Santa Giustina. La vittima è una ventenne del posto che, secondo quanto si è appreso, mentre passeggiava lungo la strada sarebbe stata fermata da due individui, presumibilmente stranieri, che le avrebbero chiesto denaro. La risposta negativa della giovane, i malviventi l'avrebbero aggredita minacciandola con un taglierino che durante la colluttazione avrebbe lacerato la maglietta indossata dalla ragazza. Ad allertare i carabinieri poco dopo l'accaduto è stato il papà della giovane. 6 pattuglie dell'Arma di Santa Giustina e Feltre sono arrivate immediatamente nella zona, che è stata circondata dai due presunti aggressori che indossavano la mascherina e che la ragazza ha riferito di età compresa fra i 25 e i 28 anni. Al momento non c'è traccia. All'episodio non avrebbero assistito testimoni, salvo due agricoltori intenti a lavorare nei campi che ai militari hanno riferito di aver notato passeggiare la giovane, ma null'altro di più. La ragazza, sotto shock e con graffi all'addome e al volto, è ricoverata al Santa Maria del Prato di Feltre con una prognosi di 10 giorni.